Siamo passati da 700.000 passeggeri del 2022, 15 destinazioni nel 2022, a 27 destinazioni in quest'estate, 25 nel 2024, 1,3 milioni nel 2024, quindi sostanzialmente è raddoppiato il traffico. Traffico di passeggeri da record, bilancio in crescita e nuovi investimenti in vista al Trieste Airport. L'Assemblea dei soci di Aeroporto Friuli Venezia Giulia ha approvato il bilancio d'esercizio 2024, chiuso con un utile netto di 4,77 milioni di euro, in forte crescita rispetto ai 3,2 milioni dell'anno precedente, e ha rinnovato il Consiglio d'amministrazione per il triennio 25-27, confermando tutti i membri uscenti. Nel 2024 i passeggeri sono stati oltre 1.300.000, il 41,5% in più del 2023, e anche il primo trimestre di quest'anno registra una forte crescita. È un aeroporto che ha cambiato profilo e che nei prossimi 3 anni avrà la sfida più importante, non solo dico per consolidare, ma per continuare questa crescita. Stiamo trattando tantissime cose, varie cose, con anche nuove compagnie aeree. È chiaro che alcuni mercati, parlavo prima dell'est, ma ci sono anche mercati come la Spagna. Noi oggi abbiamo 3 destinazioni, credo che l'anno prossimo ne aggiungeremo sicuramente un'altra, vedremo quale. Sicuramente ci manca Madrid. La sfida del 2026 è anche incrementare i collegamenti con gli hub europei. Abbiamo iniziato questo percorso virtuoso ormai 10 anni fa con l'amministratore delegato Marco Consalvo. Ci aspettano altri importanti obiettivi e penso che anche come rappresentante del socio pubblico Regione, che peraltro ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata, cercheremo di centrare questi obiettivi ambiziosi che sostanzialmente si estrinsecano con una crescita del traffico a doppia cifra per i prossimi anni e quindi naturalmente collegati a una estensione del network di collegamenti che questo scalo offre. Gli investimenti lordi ammontano a 12 milioni di euro, di cui 7,7 autofinanziati. Tra gli obiettivi per i prossimi anni l'ampliamento del piazzale degli aeromobili, la spinta green per lo scalo e l'intermodalità con la realizzazione della nuova pista ciclabile. La sinergia che l'amministrazione regionale può offrire in più e continuerà ad offrire è quella degli investimenti per favorire i traffici su gomma e su rotaia, ma non solo, anche per rendere il più attrattivo possibile lo scalo con il nostro punto, la nostra sede di Promoturismo FVG, che qui intercetta i turisti e può offrire loro delle occasioni imperdibili per rimanere sul territorio regionale nei posti migliori che appunto la Regione individua.